Ciao bella gente, siamo in missione umanitaria. Ha smesso di combattere, ma la sua vita resta in Ucraina, dove ha trovato anche l'amore. L'ex soldato Viktor, 29enne, che aveva conosciuto nel maggio scorso nella legione straniera e che ieri ha sposato con matrimonio civile. Per la 24enne ex pilotessa di Dolo, balzata agli onori della cronaca per la denuncia di nonnismo all'Accademia di Pozzuoli e poi espulsa dall'aeronautica, è una svolta. All'inizio della guerra aveva fatto rumore il suo arruolamento con le truppe di Kiev e la sua partecipazione ai combattimenti in diversi territori, dal Donbass a Kharkiv, nome di battaglia Kida. Ora ha smesso di imbracciare il fucile e porta aiuti supportando le milizie. Abbiamo creato una fondazione con cui stiamo raccogliendo. L'Italia ci manda un sacco di cose tramite aiuti per Ucraina e abbiamo portato a questa signora qua, questa coppia qua, che poi li distribuiscono in tutto il quartiere. Adesso siamo a 7 chilometri dai russi. Tutto questo insieme al neomarito Viktor. Lui, spiega Giulia, ha dovuto fermarsi per motivi di salute a causa dei danni subiti per le pressioni delle bombe in diversi episodi. Per stargli vicino, a novembre ho mollato tutto e sono tornata da lui, ma non abbiamo smesso di andare al fronte. Adesso abbiamo fondato un'organizzazione di beneficenza che porta aiuti ai soldati e sono in cantiere tanti altri progetti. Ecco, era pieno fino a tappo di borsine e borsette. Vi faccio vedere dove le abbiamo portate. A casa di una nonnetta che poi le distribuirà a tutto il quartiere. Eccoci in diretta, guardate che roba! Guardate che cosa abbiamo messo insieme. Una nuova vita nell'Ucraina ferita insieme al suo Viktor. Yeah. Ciao a tutti! Ciao ciao.